Inizia la partita con il calcio d'inizio battuto da Caglio, subito ad allargare per Schusterman che prova a puntare Casu di questo sesto. Attenzione allo schema proprio per Cau, ha preso il posto di Casu dopo i primi 3 minuti di gioco. Attenzione a Ramon che sbaglia questo passaggio. Caglio si libera per il destro e sblocca la partita. Dopo 3 minuti e mezzo di gioco il Sainz Fagnano passa avanti. A uomo a tutto campo anche su queste palle inattive. Assi il palo esterno colpito Dino Giannattasio, qui rischia con Caruso, poi allontana e sfiora un Eurogol Ramon Tubau. Il rinvio di Ramon che per poco non diventava un gol, qui Giannattasio il palo, suolata per Renan, destro, poi Caso al volo. C'è Zaninetti al centro, lo serve, poi Zaninetti in bucata per Mauri, palla che passa e si insacca l'angolino basso alle spalle di Davide Boscaino. Qui Ramon, traversa clamorosa del brasiliano, poi Schusterman, il blocco portato da Caglio, poi il tiro dall'altra parte di Zaninetti, palla sul fondo. Invece il Città di Sestu che adesso prende un pallone importante. Caglio, Boscaino riesce a deviarla sul palo, alza il pallone, poi Renan di testa, Schusterman grande finta, se la mette sul sinistro e colpisce la traversa clamorosa. E Casu, possibilità di andare da Ramon, c'è Renan dall'altra parte, palla che non passa e attenzione dal 3 contro 2 c'è un 3 contro 1 sventato da Cau, poi palla dall'altra parte sul secondo palo. Zaninetti si divora il 3-0. Storia della Coppa Italia di Serie B, qui il tiro provato da Casu, però i suoi tentativi sono stati tutti neutralizzati. Il pallone per Ramon su uno schema da calcio d'angolo che ha messo in moto il numero 10, poi uscita di Boscaino con i pugni, la porta è vuota, ne approfitta Schusterman col sinistro al volo, fa 3-0 per il Sainz Fagnano. Un gran gol quello dell'argentino Fabrizio Schusterman. Sinistra, profondi ci sono Ramon, attenzione qui al pallone subito perso però dal Sestu. E chiude la partita Valentino Caruso che legge bene la situazione e cala il poker. 4-0 per il Sainz Fagnano. Larghi Renan, poi entra dentro, perde però il pallone il Sestu, altra palla alzata, c'è il gol segnato. Abbraccio adesso generale, c'è il 5-0 per il Sainz Fagnano da Zaninetti, l'autore del gol è Zaninetti. Dietro Schusterman con la suola per Assi, solo contro Boscaino, l'uscita vuota di Boscaino che non riesce ad evitare il 6-0. Il pallone arriva dove c'è Milani, recupera il pallone Giannattasio, c'è Ramon completamente solo, servito a Ramon, eccolo qui, il gol della bandiera segnato da Ramon Tubau, 6-1. Sesto, almeno per l'orgoglio, almeno per l'onore in questo finale. Torna dietro, finisce la partita, il Sainz Fagnano vince 6-1 qui alla Palacopron contro il Città di Sestu.